Conferenza stampa stamani da parte dei carabinieri della compagnia di Agrigento, tenuta dal capitano Marco La Rovere e del maresciallo della tenenza di Raffadale Armando Manzo per comunicare un importante ritrovamento avvenuto nelle campagne di Raffadali. Infatti è stato scoperto un arsenale e arrestato un muratore di 33 anni, gravato anche dal divieto assoluto di porto d'armi. Le armi sono state rinvenute all'interno di un magazzino adiacente all'abitazione e ha permesso di rinvenire ben 8 pistole e 3 fucili, mentre nella camera da letto scoperte anche delle cartucce. Alcune delle armi scoperte avevano anche la matricola Brasa, una delle pistole rinvenute aveva addirittura 2 colpi in canna e sono stati ritrovati anche dei bossoli esplosi e della polvere da sparo. Alcuni li trovavano occultati in un sacco, altre ancora erano invece nascoste in una cassapanca. I militari dell'arma hanno anche rinvenuto dell'hashish, circa 60 grammi, suddivise in 13 dosi, pronte per essere spacciate. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida che si celebrerà questa mattina ad Agrigento. L'inchiesta è stata coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica Sara Varazzi. Sabato scorso abbiamo eseguito un'operazione di iniziativa finalizzata al controllo sulle armi a carico di un soggetto già colpito dal provvedimento di divieto di detenzione armi nell'anno del 2007. Abbiamo eseguito una prima perquisizione presso la sua abitazione e nel magazzino sotto casa, in un locale adibito d'ufficio, abbiamo iniziato a rinvenire le prime armi e munizioni. Avendo rinvenuto ciò, abbiamo esteso la perquisizione anche alla sua abitazione e a un magazzino vicino adibito a deposito dei materiali, dove abbiamo rinvenuto altre armi e munizioni nonché la sostanza stupefacente, e successivamente ci siamo spostati nella sua abitazione di campagna. In questa abitazione, nella stalla dove accudiva degli animali, abbiamo rinvenuto ulteriori armi e munizioni celate in una cassapanca di legno e in altri mobili lì sparsi. Avendo rinvenuto ciò, abbiamo proceduto all'arresto del soggetto e su disposizione del sostituto procuratore, dottoressa Varazzi, l'abbiamo posto ai domiciliari in attesa della convalida dell'arresto. Sulla droga qualcosa in particolare? Allora, la droga era occultata in un sacco unitamente alle armi, messa in un fusto di latta. Era già suddivisa in dosi, erano 13 dosi già avvolte nel cellophane. Le più pesanti erano dei pezzi da 25 grammi, mentre le altre si aggiravano dai 0,5 grammi fino a 1,5 grammi. Cos'era, marijuana? Era hashish. Da cosa nascono le indagini? Le indagini nascono da normali controlli di iniziativa che la stazione fa sul territorio e in questo particolare caso di un soggetto già colpito da un provvedimento di divieto di detenzione armi. La provenienza delle armi al momento non si può definire in quanto non risultano censite. 2 delle armi sequestrate hanno pure la matricola Brasa e sono state modificate nel loro funzionamento per aumentarne la potenza. Quindi saranno eseguiti ulteriori accertamenti, sicuramente tramite i RIS di Messina, a cui ci affideremo, per verificarne la provenienza e se sono state utilizzate in altri eventi criminosi. Le munizioni sono quelle che vedete, sono di diverso calibro e sono anche di armi che non abbiamo rinvenuto a carico del soggetto. Anche polvere da sparo? Anche polvere da sparo contenuta in un barattolino, circa 40 grammi.